Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura il ritrovamento di un uomo decapitato recuperato dai militari della Guardia di Finanza a largo di Lampedusa. Il cadavere, in uno stato avanzato di decomposizione, è stato individuato vicino all'isolotto di Lampione. Potrebbe essere uno dei naufraghi degli ultimi incidenti accaduti nel canale di Sicilia. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Intanto nelle scorse ore sono arrivati a Lampedusa 735 migranti a bordo di 19 barchini in una situazione che ha richiesto uno sforzo notevole da parte delle motovedette della Guardia Costiera e delle Fiamme Gialle. Si è aperto oggi il processo per la morte del giovane Vincenzo Trovato, ucciso il 22 agosto 2022 da una coltellata sul lungomare Felice Danna di Balestrate. L'imputato dell'omicidio è Gianvito Italiano, di 30 anni. Questa mattina, davanti alla seconda sezione della Corte di Assise del Tribunale di Palermo, si è svolta la prima udienza. Oltre alla comparsa delle parti, è stata dichiarata la costituzione di parte civile. Il rinvio è stato invece stabilito al 2 marzo prossimo per l'ammissione delle prove. In aula erano presenti sia i familiari della vittima che l'imputato. I genitori e il fratello di Vincenzo chiedono giustizia. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha incontrato questa mattina il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. Durante la conversazione, che è stata cordiale ed è durata oltre un'ora, Schifani ha illustrato al presidente i progressi e le difficoltà incontrate durante i primi 100 giorni del suo governo. In particolare il governatore ha discusso della spesa dei fondi europei e della sua intenzione di utilizzarli per realizzare grandi progetti strategici per l'isola. Ha anche menzionato la possibilità di reintrodurre l'elezione diretta per le province, le iniziative messe in atto per contrastare l'aumento dei prezzi dei voli e le condizioni delle infrastrutture stradali nell'isola. E in chiusura le previsioni meteo. Domani in Sicilia si aspetta bel tempo, la pressione atmosferica inizia a salire e ciò favorisce la scomparsa delle nuvole, portando a cieli sereni o parzialmente nuvolosi dal pomeriggio. I venti saranno deboli e i mari poco mossi. La provincia più calda sarà Siracusa, in cui si prevede una massima di 17 gradi, mentre la più fredda sarà Enna, con una minima di 0. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti, puntuale come sempre domani mattina alle ore 10. Grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.